Dottoressa, che cos'è l'autismo? L'autismo è un disturbo del neurosviluppo, un disturbo precoce che coinvolge l'ambito della comunicazione verbale e quindi del linguaggio, ma anche della comunicazione non verbale e quindi dell'interazione di sguardo, della relazione con l'estraneo attraverso la comunicazione mimico-gestuale. Ma le cause dell'autismo sono largamente sconosciute, è un disturbo che riguarda lo sviluppo precoce del bambino. Molti pazienti hanno diciamo, un disturbo legato a un'anomalia genetica che per molti anni non è stata identificata e quindi è sempre stata sospettata ma non identificata. In questi ultimi anni i progressi della genetica ci permettono in molti casi di individuare la mutazione genica responsabile della malattia. Esiste comunque una elevata percentuale di casi che sono ancora ad eziologia ignota e un'altra percentuale di casi che trovano la loro origine in anomalie strutturali del sistema nervoso centrale.